bianca, rosa, rosa, e da niente già la mattina stagna tanta stella in cielo, una canto giardino, e ti te lascia sta chi l'orma sonnachina, stella rittata in goppa, a guardo cielo e aspetto solo, mi sa tanta sospiro, stronfiata cacà, arriviamo stanotte, arriviamo rimano, e si va tornando la mia vita non c'è pensato. Maestro, quando un grande attore inizia a girare e racconta e insegna anche, vuol dire che la vita l'ha vissuta e l'ha trascorsa intensamente. Sì, io come sempre tutte le cose che faccio le faccio per amore, perché amo talmente il teatro che vivere sulla scena per me è godere la vita, e siccome la mia vita è stata sempre all'insegna del teatro e dell'amore, l'ho vissuta bene. Diciamo che i momenti più belli, più felici erano quelli quando lavoravo con mia madre, con Concetta, quando lavoravo con la nuova compagnia di canto popolare, soprattutto perché ero più giovane, ma non perché voglio essere e rinnegare tutto quello che ho fatto dopo, però sono quelle belle cose che non si dimenticano mai. E queste le raccontate nello spettacolo? Lo spettacolo si intitola proprio Peppe Barra racconta, perché oltre ai racconti della mia vita teatrale, della mia adolescenza, perché sono stato un bambino prima e poi adolescente fortunato. In genere l'adolescenza è un periodo della vita molto difficile, molto complicato, molto contorto per certe. Per me no, invece è stata una bella adolescenza, perché ho vissuto tutto questo, bambino e poi adolescente, in un'isola incantata che era l'isola di Procida negli anni 50, che mi ha dato molto e che mi ha insegnato molto. Dice, come mai un'isola può insegnare? Un'isola può insegnare tante cose con le tradizioni, con le belle cose che si vivevano a quell'epoca. Due domande, maestro, una a bruciapelo, ma dove sta adesso Concetta Barra, secondo lei? Ma per me, per quanto mi riguarda, è sempre con me, è sempre vicino a me, è sempre, siamo sempre insieme, perché non ci siamo mai lasciati. L'amore è anche questo, credere nell'amore, credere in un'altra vita, significa veramente credere nell'amore eterno. E l'amore per me è eterno, non finisce mai. Invece, a proposito di Procida, quando uno viene a Napoli, le cose che vede immediatamente sono il San Carlo, Capodimonte, Ottaviano, Procida, cioè cose fatte da un re alla fine, un re Borbone. È una contraddizione questa qui, che le cose più belle di una città tanto popolare siano state fatte da una dinastia, da un re. Dinastia, sì, in fondo, se vogliamo dirla tutta, il periodo più bello di Napoli e della Campania, tutto il periodo prima aragonese, e subito dopo, passato il periodo aragonese, c'è stato il periodo di Carlo III, che è stato un grande re, è stato un grande monarca, ha fatto tante belle cose a Napoli ed era amato dai napoletani, pur non essendo napoletano, perché Carlo III era spagnolo e infatti poi lascia Napoli per andare a prendere la corona nelle Asturie, lasciando il piccolo Ferdinando in balia dei tutori e regnando a Napoli, pur essendo bambino, per cui sempre con Carlo III che lo guidava, per cui Napoli è stata sempre una capitale, forse all'epoca era la capitale più importante d'Europa, dopo Parigi, ma forse più importante Napoli, fino a quando non sono scesi i Savoia, che hanno rovinato tutto, hanno rovinato culturalmente l'Italia tutta e soprattutto il sud.
lo hanno rovinato, lo hanno voluto, tra virgolette, colonizzare, invece siamo andati tutti a finire nella più brutta esistenza che un popolo possa desiderare. Complimenti per la conoscenza storica, ma da che le deriva questa conoscenza approfondita? Sempre dall'amore della città che mi ha dato i natali. Io quindi i napoletani, come dire, hanno questa... Ma i napoletani che amano Napoli, non ce ne sono moltissimi, però ce ne sono. I napoletani che amano Napoli, sì, perché si documentano e per amarla ancora di più e per vivere anche un sogno di una Napoli grande capitale. Lei, maestro, che significa popolare per un grandissimo artista come lei? Che cos'è l'aggettivo popolare, che in genere è considerato così in forma dispregiativa? No, l'aggettivo per me, per Peppe Barra, certo. Per me è grande nobiltà. Grande aristocrazia, se, tra virgolette, chiaramente se aristocrazia è una cosa elegante. Il mondo popolare è elegante, il mondo popolare è molto sottile anche nelle sue rappresentazioni. Il mondo popolare, quando si rappresenta sia nel gesto sia durante le feste, è sempre nobile, è sempre aristocratico, è sempre elegante. Per cui per me il popolare è così, anche nel gesto. Se noi vediamo e sentiamo le vecchie donne popolari napoletane, quelle vecchie che parlano, e anche a Napoli ancora oggi ci sono delle donne nei quartieri spagnoli che quando parlano, raccontano una cosa, ti incanti a sentirle, anche perché hanno questi fonemi della lingua napoletana che sono musica per le nostre orecchie disabituate, le nostre povere orecchie che sentono sempre suoni sgradevoli e rumoracci. Sì, la fai a la salsa. No, sai cucinare, se la faccia. Sì, la faccia che non sa cucinare, tu bene. Poi vorrei la sfummata, lei la sfummata, un po' te lo spieghi, piano. Lei la sfummata, quella stessa la parola ve lo dice. È la sfummata, che la stomaco. Bubarbulo, badana, marò, ascianco, bravo. Poi, una bella onesta marrata. È sempre la regina della nostra cucina. Ma non parlarci però! Quella stessa la parola ve lo dice, onesta marrata. Tanti tipi di verdurini si devono sposare con tanti tipi di carnicelli. Per esempio, Oburk va a trovare una scaralaccia. Che ce la devi dare la scaralaccia, perché sennò forse sono cazzo. A vacca va a trovare un bruffolino in Natale, con la stiera va a trovare la cicoriella e così via dicendo. Tante verdurine e tante carnicelle. E a conclusione di un pranzo così, al finale della indovinate che cosa ho fatto? Un bello buchinotto alla mattina. E quelle no, non lo sapevano fare più come la donna. Allora stanno i belli buchinotti della donna. A noi la prima cosa che ci imparavano a fare in collegio. Il buchinotto. Senta, maestro, se la costringessero a scegliere fra il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi, lei andrebbe? No, io mi suiciderei piuttosto. Perché? No, perché odio tutto ciò che con un po' di spirito sacro. Non mi piace, non ne parliamo. E se le proponessero invece l'assessorato alla cultura di Napoli? Nemmeno. Io, a proposito, facevo parte fino a una settimana fa, del gruppo scientifico del Forum delle Culture a Napoli,
che il sindaco De Magistris ha voluto, però ho preferito andare via dal Forum delle Culture per dedicarmi sempre di più all'unica cosa che so fare bene, il teatro. Senta maestro, qual è una parola del dialetto napoletano che lei cancellerebbe? Ah, nessuna parola. Nessuna, non ce n'è nessuna. Anche le cattive parole sono belle. Le conserverebbe tutte? Sì, tutte. Proprio tutte. È talmente bello la lingua napoletana, è talmente bella che io sto combattendo da molti anni perché diventi veramente una materia di studio per gli studenti napoletani dall'elementare fino all'università. Dovrebbero veramente le mamme e i papà di questa nuova generazione passarsi un po' la mano sulla coscienza e far sì che i bambini parlassero di più la lingua napoletana, perché è una lingua, attenzione, non è un dialetto, ed è la nostra lingua, musicale, bella, anche i fonemi sono talmente belli e importanti, per cui io sto combattendo da molto e ci sto riuscendo. Senta maestro, un paio di domande e poi la lasciamo. Deve truccarsi, no? Anche se c'è poco da truccare. No, devo concentrarmi. Deve concentrarsi. Parliamo invece, allarghiamo Napoli e ci dica due parole sul sud Italia, sul meridione d'Italia. Che cosa è? Una entità astratta, un corpo concreto? Lei l'ha girato in lungo e largo, l'ha studiato. Ma il sud Italia risente ancora, ahimè, di tutto un passato storico molto doloroso per il sud Italia. Ne risente ancora. Anche se devo dire in questi ultimi anni il Sud ha una grande forza di volontà per superare, e lo sta facendo. Bisogna ancora di più combattere, ancora di più rimboccarsi le maniche per poter veramente andare avanti e cancellare questo torbido passato, questo doloroso passato che ci ha impedito fino a 40 anni fa, 30 anni fa, di essere fieri di essere del Sud Italia. Gli artisti contano in questa lotta per il riscatto? Ma noi poveri artisti possiamo fare ben poco, perché ogni volta che ci guardiamo intorno, i veri artisti però, possiamo sempre gli occhi su qualche cosa di brutto, di artefatto, di volgare, perché stiamo vivendo purtroppo all'insegna del cattivo gusto e della non cultura. La radio Regno FM, il Regno di Napoli. Io auguro a questa RAI lunga vita, a questa radio lunga vita, perché è una radio che, se tanto mi dà tanto, sta facendo delle cose belle. Auguri.